Ancora sotto tiro gli ottici della Marca. La scorsa notte l'ennesima spaccata ai danni della categoria ha colpito il negozio Regal Ottica in via Reclea 2 a San Biagio di Callalta. Rubate oltre 400 paia di occhiali per un valore superiore ai 30.000 euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno a mezzanotte e mezzo i ladri hanno sfondato la vetrina alla destra dell'ingresso principale dell'esercizio commerciale di proprietà di Alberto Zerbo. Come ariete hanno utilizzato una Volkswagen Passat di colore scuro in retromarcia. Fulminea la loro azione. In non più di 2 minuti hanno svaligiato gli espositori arraffando 350 paia di occhiali da sole ed una sessantina da vista per poi fuggire. Sono entrati con una macchina in retromarcia, una station wagon scura, Passat sembrerebbe, e hanno portato via gli occhiali da sole, circa 350 paia più un altro centinaio di occhiali da vista circa, adesso dobbiamo verificarlo precisamente, e più 2 strumenti per la misurazione delle linee. Sì, ci sono le telecamere fuori, adesso i carabinieri stanno verificando. Sì, neanche fossimo delle gioiellerie, non so se conviene più anche lavorare a questo punto, perché tra la crisi, i furti e le tasse vedremo. Nei giorni scorsi il presidente del gruppo ottici della Confcommercio aveva lanciato un allarme proprio per l'escalation di furti subiti dai colleghi negli ultimi mesi in provincia. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta.